Assalto a una sala slot, stavolta in centro a Treviso, i due banditi se ne vanno con l'incasso, forse gli stessi messi in fuga su Susegana dalla reazione del titolare, che fa discutere. Violentata e seviziata dall'ex compagno, 44enne di paese decide di ritirare la querela ed emerge un dato inquietante: paura e insicurezza fanno tornare sui propri passi 8 donne su 10. Caso di cornuda giallo nel giallo, vicino di casa di Pascale Albanese rivela che per 2 mattine dall'abitazione uscì molta acqua, come se stesse lavando qualcosa. La famiglia dice non sappiamo nulla. Ieri l'audizione di Gianni Zonin, domani sarà la volta dell'ex direttore di Veneto Banca Vincenzo Consoli. Continua tra le polemiche il lavoro della commissione d'inchiesta sul crack delle popolari. Disavventura per il parroco di Castagnole, Don Gino lascia l'auto con le chiavi inserite nel cortile della canonica per scaricare del materiale e la vettura sparisce, furto denunciato ai carabinieri. Il Prosecco fa addirittura sbriciolare i denti, continua il boicottaggio del vino trevigiano che fa tendenza nel mondo, stavolta attaccarlo il tabloid The Sun. I giganti buoni in pediatria sono i campioni del Treviso Basket che hanno regalato un sorriso e i doni ai bimbi ricoverati al Cafoncello di Treviso. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si occupa in primo piano di sicurezza e di cronaca con le sale slot nel mirino dopo la tentata rapina che avevamo raccontato ieri di Susegana. Stavolta un colpo a segno la scorsa notte a Treviso e potrebbe essere la stessa banda, gli stessi banditi, quelli messi in fuga 2 sere fa dal titolare della sala Mirage, una reazione che fa ancora discutere a Susegana. Banditi armati nella notte alla sala slot Admiral di via Fra Giocondo a Treviso, e non si esclude si tratti degli stessi che la notte prima hanno tentato il colpo al Mirage di Susegana venendo messi in fuga dal titolare Romeo Antoniazzi. La rapina stavolta è andata a segno, travisati, armati di pistola, forse anche in questo caso finta, si sono fatti consegnare da una dipendente l'incasso della serata, alcune migliaia di euro, e sono scappati a piedi. Sul caso indaga la squadra mobile che ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Importante il confronto con le immagini di Susegana, caso oggi sulla bocca di tutti per la reazione del gestore che al fratello ha fatto capire che rifarebbe ciò che ha fatto. Ho percepito che lo rifarebbe e quello è il peggio, perché adesso siamo uniti di matte da baseball e quindi ho detto la prossima volta non vanno fuori con le loro gambe. Renato Antoniazzi ammette che lui non reagirebbe allo stesso modo, ma riconosce il coraggio del fratello. Ho apprezzato quello che ha fatto e tanto di cappello. Non si può più subire a testa bassa, dice Antoniazzi, ma chi lavora dietro un bancone sa anche che dai malviventi ci si può aspettare di tutto. Sicuramente non come Romeo, perché comunque essendo donna non riuscirei a reagire così. Speriamo che non vengano qua. Ha rischiato tanto, perché se erano armati e poi vedendo anche le immagini erano anche belli corpulenti, non lo so se avrei avuto lo stesso tipo di reazione. Ecco. Sinceramente, conoscendomi, non avrei reagito come il signore, perché comunque non si sa chi sia di fronte e come potrebbe reagire, sinceramente. Piuttosto gli darei veramente l'incasso piuttosto di farmi del male fisico, ecco. È prudente soprattutto chi una rapina l'ha già subita. Noi abbiamo lasciato che facessero le loro cose e poi sono usciti, insomma, senza farci del male, perché alla fine hai famiglia a casa, quindi tenti insomma di preservarti. Dal tema sicurezza a quello della violenza sulle donne che vengono picchiate, addirittura violentate e seviziate da compagni e mariti, donne che denunciano e poi molto spesso perdonano. Non è un caso singolo, infatti, quello della donna di paese che ha ritirato la querela verso l'ex compagno che se l'ha seviziata, tutt'altro che un caso singolo. Quello della 44enne di paese che, pur essendo stata violentata e torturata dal compagno, ha deciso di ritirare la querela, affermando che ciò che è capitato è colpa sua. Non solo non è un caso isolato, ma nelle aule di giustizia è all'ordine del giorno. Le donne che denunciano compagni e mariti, per la stragrande maggioranza, tornano poi sui loro passi. Io sentivo dire addirittura l'80%, quindi un grandissimo numero di donne che ritiene che quello che subisce sia normale, sia accettabile. Roberta Canale, l'avvocato della 44enne che ha deciso di ritirare la denuncia verso l'ex compagno, un kosovaro di 30 anni. L'uomo è già stato condannato a 5 anni e 2 mesi, pena che dovrà scontare malgrado la decisione della donna, che lascia una grande amarezza in chi si è adoperato per farle avere giustizia. Confermando ovviamente che le cose sono avvenute in quel modo, ma che fosse a causa sua.
Quindi questa è una sorta di sconfitta personale, anche del genere femminile, che ritiene sempre di essere la vittima, ma anche la causa di quello che avviene, quindi che tutto quello che succede è sempre per colpa della donna. I motivi che spingono la gran parte delle donne a legittimare le violenze subite sono diversi. Ritengono sempre, o per il bene della famiglia o per il bene dei figli, di dover chiudere un capitolo, anche se molto spiacevole, e ripartire con delle persone che però le hanno trattate in un certo modo e che continueranno poi a trattarle nello stesso modo. Nel caso specifico ha giocato un ruolo fondamentale un altro aspetto ancora: l'ex compagno nel giro di qualche anno tornerà libero. La paura c'è sempre di fondo, che quando poi una persona che ha commesso un determinato tipo di reato esce, pur avendo scontato la sua pena, ma ritiene non terminata la cosa. Ed ora il giallo di Cornuda che continua a far discutere. La dichiarazione della vicina di Pascal e Sofia a Chi l'ha visto riguardo alla fuoriuscita abbondante di acqua nella notte dalla loro casa, come se qualcuno volesse lavare qualcosa, inquieta e allarma. Questa dichiarazione della vicina di casa che ha visto questo alone, questo bagnato su... L'abbiamo scoperto ieri sera, guardi. Ieri sera, non sappiamo assolutamente nulla, è stata una scoperta per tutti. Infatti chiederemo agli avvocati di interessarsi di questo. È stupita Carol e con lei i suoi genitori. La notizia dell'abbondante fuoriuscita di acqua dalla villetta di Pascal l'hanno appresa solo dalla televisione. L'acqua era venuta fuori proprio dal cancello e veniva fino giù qua, ma era successo alla sera, non alla mattina. La vicina oggi ha deciso di non rilasciare più dichiarazioni, ma dell'ipotesi che da quella casa fosse uscita tanta acqua durante la notte, per la famiglia di Pascal è un'anomalia da verificare. Poteva essere l'impianto anche di irrigazione della casa, perché aveva un impianto di irrigazione, può anche essere. Anche il padre Angelo su questa segnalazione non sa darsi spiegazioni. So che questa storia dell'acqua non capisco proprio. Può darsi che è vero, può darsi che non è vero, non so. Perché sua figlia mi diceva che c'è anche un impianto di irrigazione della casa. Sì, proprio l'acqua di Brantella, sai la Brantella? Forse solo le indagini scientifiche del RIS e dei Carabinieri nella villetta di Pascal e Sofia potranno dare delle risposte alle tante domande. Perché il suicidio? Dov'è la sua compagna? Il giorno dopo la scomparsa di Sofia, Pascal scopre che lei aveva altre relazioni. Nella denuncia di scomparsa, Pascal riferisce che il mattino del 16 novembre era passato un uomo, lo stesso che aveva eseguito dei piccoli lavori a casa loro. Scambiando Pascal per il cugino di Sofia, prima gli dice che era lì per accompagnare la donna a fare una visita medica, poi gli confida di avere una relazione con la 43enne. Quando Pascal viene a sapere di questa relazione è sbigottito, disorientato e lo confessa sia nella denuncia del 17 novembre che a un amico. La famiglia di Pascal nel frattempo è disperata. Il pensiero di genitori e sorella va alle ricerche finora vane di Sofia. Sofia dov'è? È un problema per noi, pesante, duro. Adesso la disavventura del parroco di Castagnole, Don Gino, alle prese con un'auto che non c'è più. È bastata una minima distrazione per vedersi letteralmente soffiare l'auto. È successo qualche giorno fa a Castagnole di Paese e il malcapitato questa volta è il parroco, Don Gino Busatto. Sta di fatto che la notizia del furto ha lasciato tutti stupiti. Forse i ladri lo stavano tenendo d'occhio. Il sacerdote ha parcheggiato davanti la porta della canonica. Ha scaricato dalla macchina, una punto bianca, alcune borse che ha portato in casa, lasciando per pochi secondi le chiavi in macchina. Quanto è bastato al ladro per salire a bordo e andarsene. Sbigottito e amareggiato il sacerdote, per non dire dei suoi compaesani. Non c'è più religione, c'è tanta indifferenza, tanto egoismo, non c'è un minimo di umanità per le persone. È quella roba che non va ben fatta intanto, tanto perché è un cappellano, no, prete nostro e non so, mi dice, c'è stai. Beh, è una cosa molto brutta, ecco, non dovrebbe succedere queste cose, non dovrebbero succedere. Al giorno d'oggi è così, bisogna stare attenti, avere 1000 occhi. 2 giostrai arrestati dai carabinieri a Castelfranco stavano cercando di scassinare le auto nel parcheggio di una discoteca.
Stavano armeggiando attorno alle auto armati di cacciaviti e pinze che alla vista dei carabinieri hanno gettato a terra, ma era ormai troppo tardi. 2 giostrai di Castelfranco Veneto sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso. Stavano cercando di svaligiare le auto nel parcheggio della discoteca Melody, mentre all'interno i proprietari ballavano senza pensieri, ignari dei ladruncoli in azione. Grazie a precedenti ripetute segnalazioni la zona era però controllata dalle forze dell'ordine. I militari dell'Arma sono riusciti a sorprendere i 2, un 33enne e un 19enne, entrambi pregiudicati per reati analoghi, prima che riuscissero a scassinare l'auto che avevano preso di mira. Sono stati arrestati in flagranza. Oggi l'udienza di convalida. Parliamo adesso delle banche popolari, la commissione che continua con le sue audizioni, polemiche ieri per le parole di Gianni Zonin, oggi fra l'altro una nuova bufera che riguarda anche l'ex ministro e attuale sottosegretario Maria Elena Boschi. Domani tocca a Vincenzo Consoli. Il crack di BPV? È stato provocato dalla crisi. Gianni Zonin, davanti alla commissione d'inchiesta parlamentare, respinge le accuse. Tutto è accaduto a sua insaputa, come i crediti baciati. Io l'ho saputo il 7 maggio 2015. Ero a Milano a colloquio col capo degli ispettori a BCE, che ho chiamato il direttore e ho detto: ma cos'è questa faccenda delle baciate? Comunque io sono venuto a conoscenza il 7 maggio. Lo sapeva al mondo tutti tranne che il presidente della Banca Popolare di Vicenza. Dobbiamo prendere atto che non ha l'obbligo di dire la verità come un testimone, ma è semplicemente un'audizione. Quante ore? 3 ore di audizione. E anche i non ricordo, anche non so, parlano, per cui non è finita qui poi, perché stiamo valutando se audire l'amministratore delegato. Polemici i membri della commissione d'inchiesta parlamentare. Gianni Zonin assicura che sulla fusione con Veneto Banca ed Etruria non ci fu nessuna pressione da Banca Italia, e proprio sulla fusione con Etruria interviene in audizione anche il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, che fa esplodere un'altra bomba. L'allora ministro Boschi avrebbe espresso un quadro di preoccupazione perché, a suo avviso, c'era la possibilità che Etruria fosse incorporata da BPV, e questo era di nocumento per la principale industria di Arezzo, che è l'oro. Intanto in tribunale a Vicenza con oggi sono 5.000 le richieste di costituzione di parte civile. I risparmiatori chiedono di essere risarciti e rispondono così a Gianni Zonin, che anche lui dichiara di aver perso dei soldi in questa faccenda. No, non mi dispiace mica, anzi ho caro di perdere soldi perché non gli mancano i soldi. Non ci resta altro che piangere per lui. Natale. Anche i ricchi piangono? No, godono loro. Noi vogliamo solo indietro i nostri soldi, punto e basta. Torniamo in città adesso, vicolo Brigata Marche, nel quartiere di Selvana, con la protesta di alcuni residenti per un stabile in abbandono. Vetri rotti, correnti d'aria, infissi che sbattono e chi tenta di dormire non ce la fa. D'estate ci sono temporali o quant'altro, si sente vetri che si spaccano o gli infissi che battono, ecco questo. Sandro Scandaletti è uno dei tanti residenti di vicolo Brigata Marche. Le finestre che sbattono sono quelle dell'ex caserma Salsa, complesso in degrado. La breve parentesi della permanenza degli alpini non è bastata a risolvere il problema. Finché erano i responsabili militari, qualcuno andava a chiudere e ad aprire. Poi dopo è passato al demanio e è rimasta la ferma. Battimento, roba che c'è in giro. A tutte le ore? I colombi che vanno, per forza, dico, se è disabitata, se è tutto abbandonato, quindi tutto... Non fanno nessuna manutenzione? Ah, non lo so, questo qui. Se è così vuol dire che manutenzione non la fanno di sicuro. Ci sono colombi che vanno avanti e indietro, penso che dentro ci sia una cloaca ormai. Ma non basta. Sotto, proprio al centro della caserma, ci sono delle cisterne. Io all'inizio di questa legislatura ho fatto presente ai vari assessori
però non ha mai avuto risposta. Ci sono delle cisterne che potrebbero essere anche molto ma molto inquinanti. L'ex caserma da un lato e il traffico dall'altro, limite dei 40 all'ora che non viene rispettato, passaggi pedonali ignorati, tombini che sobbalzano a ogni passaggio d'auto, sottopasso in cui restano puntualmente incastrati i mezzi pesanti. Qua sta più presto a dire quello che va che quello che non va, in particolare la velocità che passano qui a tutti, e poi non c'è più né autobus, uscire da qui è veramente un pericolo perché vengono a tutte le velocità, di qua anche di là, il sottopasso lo rispettano o non lo rispettano, c'è un problema di traffico oltre che di abitazione a confine con la caserma. La nuova guerra degli inglesi contro il Prosecco, stavolta il Prosecco farebbe sbriciolare i denti, dice The Sun. Ad accendere i riflettori sul Prosecco sono gli inglesi, non certo per lusingare il nettare trevigiano, ma anzi con un articolo che suona come una sentenza. Il Prosecco rovina i denti, li sbriciola. È questa la nuova accusa mossa contro il Prosecco. A riportare che le bollicine arrivano a marcire i denti il tabloid The Sun, che addirittura accompagna l'articolo con immagini sconvolgenti. Una foto con un dente sbriciolato accanto ad uno sano. È nuovamente bufera. Gli inglesi, a quanto pare, hanno proposto nei passati giorni uno studio medico. Avrebbero immerso nel Prosecco per 14 giorni dei molari e degli incisivi, evidenziando che l'acidità, il residuo zuccherino e le bollicine siano deleteri per i denti. Notizia che immediatamente è rimbalzata sui social, scatenando un vero e proprio ciclone di polemiche. Immediata la risposta dei vari consorzi che definiscono l'attacco pretestuoso. Certo è, dicono, che fino ad ora nessun consumatore si è visto sbriciolare i denti. Il sindaco di Conegliano Fabio Chiesa risponde in maniera chiara. Mi verrebbe da sorridere se la cosa non fosse poi tremendamente seria da altri punti di vista. Penso che le speculazioni si stiano sprecando in questo momento, ma vi dico una cosa sola, le colline di Conegliano e Valdobbiadene ne sono candidate a patrimonio dell'umanità e questo da solo dice della bellezza di un territorio e dei suoi prodotti. Una vera e propria guerra al Prosecco portata avanti dagli inglesi, a cui risponde nuovamente il sindaco di Conegliano. Viva il Prosecco, viva le nostre colline, e penso che gli invidiosi siano tanti, ma è meglio che guardiamo avanti. Siamo sotto Natale e cerchiamo di essere gentili con tutti. A proposito di Natale, giganti buoni in pediatria come dei babbi in Natale, ma lo vediamo dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso. Allora andiamo all'ospedale Ca' Foncello, dove a far visita ai bambini ricoverati in pediatria sono stati i campioni del Treviso Basket. Eccoli i giganti buoni, o come li hanno chiamati i piccoli pazienti dell'Oasi pediatrica di Treviso, i babbi Natale alti alti. Sono i giocatori di Treviso Basket che hanno trascorso una mattinata assieme ai bambini ricoverati al Ca' Foncello, regalando loro un sorriso. Fra autografi e fotografie hanno parlato, scherzato e fatto trascorrere qualche ora spensierata ai piccoli. Noi speriamo quindi in questi momenti di regalargli un sorriso, comunque una mattinata diversa da quelle che sono abituati, e di farli divertire un po'. È sempre bello vedere la reazione dei bimbi, no? Li facciamo passare magari una mattinata differente, un po' diversa, gli diamo una piccola allegria, qualche pensierino, quindi è una cosa che ti riempie un po' dentro. E Babbo Natale non può non portare i doni, così hanno distribuito regalini a tutti i piccoli pazienti, gli occhietti incollati ai regali e poi la gioia nell'aprire il proprio pacchetto. Sicuramente è un momento di gioia e di felicità per i bambini, riportare una normalità di vita all'interno del reparto, e poi che vengano sportivi, che portano l'esempio dello sport, dell'impegno dello sport, di cosa si può fare con lo sport, è molto importante, quindi un momento di felicità ma anche di valori. I campioni di Treviso Basket hanno girato stanza per stanza per portare ai piccoli un sorriso, anche e soprattutto ai pazienti impossibilitati a muoversi. Noi siamo contenti di essere qui, di proporgli quello che è un po' il nostro mondo, capite? Quindi cercarli di farli avvicinare anche uno sport che sicuramente aiuta anche il benessere e la salute andando avanti con gli anni. Una gioia per i bambini che con la loro forza e il loro sorriso hanno toccato il cuore dei loro campioni.
Come sempre i riferimenti in onda per segnalare i vostri presepi, la rubrica Il tuo presepe, Natale 2017, la mail, il numero di telefono per lasciare i vostri recapiti e SMS e WhatsApp per girare video e foto delle vostre creazioni. Noi questa volta siamo andati a trovare i Padri Carmelitani di Treviso. Alcuni hanno anche 10-15 anni, man mano che gli anni passavano ne facevo 1 o 2 all'anno, però molte volte se ho spazio espongo anche presepi molto artistici dei miei amici bresciani, bergamaschi e veronesi. Giorni feriali aperto pomeriggio, ore 16-18, domenica anche il mattino. Io consiglio catechiste e parroci che portino i bambini elementari e medie, l'ordine di religione che si fa in parrocchia potrebbe essere fatta qui, vedendo i presepi, che è una super preparazione al Santo Natale. Questa sera dunque un viaggio tra i presepi, tra i tanti presepi allestiti dai Padri Carmelitani. Siamo in chiusura, vi ricordo soltanto, questa sera 20:10, l'appuntamento, l'ospite di questa sera, la puntata da non perdere con il candidato premier Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, fra pochissimo. Vi lascio le previsioni del tempo, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Il tempo sarà stabile sulle nostre regioni, sia pure con qualche nebbia e con qualche isolato fenomeno. Vediamo il dettaglio del 15 dicembre. Sul Veneto locali nebbie o foschie mattutine sulla pianura padana e in genere anche sulle vallate del Bellunese. Non mancheranno comunque ampie schiarite soleggiate, specie dal pomeriggio. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 6 e 11 gradi, valori notturni attesi tra 2 e 5 gradi circa. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Il tempo sarà instabile con piogge locali temporali sulla Venezia Giulia, poco nuvoloso in pianura, coperto e localmente nebbioso invece in montagna. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 13 gradi, valori notturni attesi tra 5 e 9 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Alternanza di nubi e schiarite sulla nostra regione, ma gli addensamenti nuvolosi potranno causare anche deboli nevicate fino a bassa quota. Vediamo anche le temperature, le massime saranno comprese tra 5 e 10 gradi, minime con -1 a Bolzano e 4 gradi a Trento. Il mare sarà generalmente mosso, i venti moderati sud-occidentali localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.